per questa seconda selezione di Miss Terme Edicola 2021. 3 delle nostre Miss quest'oggi porteranno a casa il titolo di reginette, quindi proseguiranno la loro avventura verso la finalissima del 23 di ottobre che si terrà a Dogana Veneta all'Azzise. Scopriremo tra poco chi saranno.
Nicole, sono arrivata terza in questa selezione per la finale, sono felicissima, specialmente perché siamo in un parco bellissimo, sono davvero onorata di essere stata selezionata, anche perché c'erano un sacco di bellissime ragazze, quindi sono super emozionata e non vedo l'ora del 23 ottobre per la finale, grazie mille. Sono molto felice di aver vinto la fascia da seconda classificata, non me l'aspettavo perché eravamo tutte bellissime, è stata una bella esperienza, emozionante, mi sono divertita non solo sulla passerella ma anche prima con le altre ragazze e un grande in bocca al lupo a me e alle altre per la finale. Parto col dire che non me l'aspettavo minimamente, siccome è il terzo anno che partecipo, è la prima volta che arrivo in finale, ma è stata una grandissima emozione, una bellissima giornata grazie alla location a Villa dei Cedri, che è sempre un piacere tornare e niente, sono emozionatissima, non so cosa dire e mi faccio ovviamente un in bocca al lupo, un'auto in bocca al lupo per la finale a ottobre. La finalissima si sta avvicinando per le tre finaliste di quest'oggi che sono Georgiana, Nicole e Gaia. Sono loro che hanno sbaragliato tutte le altre concorrenti portandosi a casa il titolo di reginette e quindi per loro l'avventura continua. Noi continuiamo invece a godere di questa splendida cornice che sono le terme di Colà.